Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Corruzione e voto di scambio a Tremestieri e Tneo, interrogatorio di garanzia per 6 imputati, tra loro il sindaco Ranno che si è dimesso. L'ex vicepresidente della regione Luca Sammartino, accusato di corruzione aggravata, sarà sentito domani dal GIP. Gelo e imbarazzo al comune di Tremestieri e Tneo, travolta dallo scandalo giudiziario per voto di scambio. L'assessore ai lavori pubblici si trincera nel silenzio. Ponte sullo stretto, Salvini al question time, opera utile, sicura e sostenibile. Ars, 2 disegni di legge per aumenti ai medici e ai dipendenti regionali, riforma delle province, 16 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia. Sicurezza stradale a Catania, tolleranza zero per chi guida le moto senza casco, controlli della polizia e verbali anche per chi circola con revisioni, assicurazioni o patenti scadute. A Catania si va verso la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia. Residenti e commercianti sollecitano un incontro al comune. La bocciatura con 5 in condotta e maxi multe per i violenti, tra le novità del decreto di legge Valditara sulla scuola. Per i ragazzi misure giuste. Calcio, domani al Barbera sfida di alta classifica tra il Palermo e la capolista Parma. In Serie C, sulla strada della salvezza, per il Catania domenica c'è il Sorrento. Bentrovati. Oggi gli interrogatori degli indagati nell'operazione Pandora che ha travolto il comune di Tremestieri e Tneo. Il sindaco Ranno si è dimesso. Domani sarà interrogato l'ormai ex vicepresidente della regione Luca Sammartino, per il quale sono pendenti 2 processi. Lorena Dolci. Il sindaco di Tremestieri e Tneo, Santi Rando, si è dimesso dall'incarico per potermi difendere, ha spiegato, con maggiore serenità. Ieri era stato sospeso dal prefetto. In carcere nell'ambito dell'inchiesta Pandora della Procura di Catania, Rando ha rigettato l'accusa di voto di scambio. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece Pietro Alfio Cosentino, ritenuto il referente del clan Santa Paola Ercolano, anche lui in carcere. Cosentino ha reso spontanee dichiarazioni dicendo di non avere mai preso soldi e ha ricordato di aver ottenuto soltanto 49 preferenze. Sono 6 le persone arrestate nell'inchiesta su presunti casi di infiltrazioni mafiose al comune di Tremestieri e Tneo. 30 gli indagati tra funzionari e imprenditori, tra loro anche Luca Sammartino che si è dimesso da vicepresidente e assessore all'agricoltura dopo essere stato sospeso per 1 anno dalle funzioni pubbliche. Sammartino, che deve rispondere di 2 casi di corruzione, sarà interrogato domani dal GIP. Il primo è avere bloccato il piano farmacie di Tremestieri per favorire il consigliere comunale Ronzisvalle. Il secondo riguarda 2 carabinieri che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da Cimici la sede della sua segreteria. Ai magistrati il militare incaricato Antonio Battiato ha ammesso di avere compiuto una leggerezza per fare un favore ad un amico, si tratta del collega in pensione Antonio Cunzolo, ma di non avere preso soldi. Entrambi sono indagati. La ricerca avrà esito negativo, ma la microspia c'era. Sammartino, detto Mister Preferenze, il secondo più votato in Sicilia, è già imputato a Catania in 2 processi per reati in materia elettorale. E c'è gelo e imbarazzo al comune di Tremestieri e Tneo, travolto dallo scandalo giudiziario. L'assessore ai lavori pubblici si trincera nel silenzio. Nell'inchiesta anche l'accordo con il consigliere di opposizione sull'unica farmacia del centro del paese, come abbiamo già anche sentito. Intanto Lorena Dolci. Questo è il municipio di Tremestieri e Tneo. Tra questi uffici si portava avanti quella che i magistrati dell'inchiesta Pandora hanno chiamato una degenerazione affaristica. In pratica i vertici del comune, il sindaco Rando in testa, arrestato ieri e poi sospeso dal prefetto, ma anche funzionari corrotti e consulenti compiacenti distribuivano favori a imprenditori amici. Parliamo di appalti, autorizzazioni a costruire, cambi di destinazione d'uso, perfino la ristrutturazione della caserma dei carabinieri, poi non andate in porto. Tutta quella materia di edilizia comunale che faceva gola a tanti, ma su cui oggi l'assessore a ramo preferisce non rispondere. Se era percepito qualcosa nell'area? Assolutamente. Lei assessore a che cosa? Mi dispiace praticamente, non ho nulla da rilasciare. Può dire a che cosa è assessore almeno? Sì, lavori pubblici e manutenzione. Quindi proprio l'assessorato finito nel ciclone? Per gli appalti dati agli amici imprenditori? Lei lo conosceva il funzionario? Perdoni, non ho nulla da dichiarare, né più e nemmeno di quello che è stato detto nell'ambito dei giornali. Grazie.
E quindi che si facevano favori a questi amici imprenditori? Dico, non ve ne eravate accorti? Questa è l'unica farmacia di Tremestieri? Centro sì. E c'è una, però è più sopra, a piano di Tremestieri. Però a centro c'è solo questa. Questa è la farmacia di Ronzisvalle? Io sono una collega, non c'entra niente, là fuori uscita. Una buona giornata. Non c'è molta voglia di parlare in questa farmacia, che è la farmacia di Mario Ronzisvalle, il consigliere che era prima all'opposizione e poi diventato alleato del sindaco Rando, in cambio, secondo le accuse dei magistrati, di un favore, quello di rimanere l'unica farmacia al centro di Tremestieri. Nessuno doveva restare fuori dal sistema Tremestieri e così il piano farmacie viene bloccato, un sistema di favori che tutti in paese conoscevano, ma che nessuno fino a ieri aveva scoperchiato. La sospensione dalle funzioni pubbliche del vicepresidente della regione Luca Sammartino, indagato alla procura di Catania per corruzione, come abbiamo appena sentito, causa un vero e proprio terremoto politico, sia nel governo della regione che all'interno del suo partito, la Lega. Un terremoto che scoppia 2 mesi dalle elezioni europee. Maglio Viola. Un vero e proprio terremoto politico scuote la Lega all'indomani della sospensione delle funzioni pubbliche del vicepresidente della regione ed assessore all'agricoltura Luca Sammartino. Lui sottolinea come i fatti contestati siano lontani nel tempo e precisa di essere sicuro di poter dimostrare la propria innocenza e incassa fiducia dal governatore e da quasi tutto il suo partito. Quasi perché invece c'è chi, come l'ex assessore comunale Fabio Cantarella, ricorda di aver lanciato un allarme politico in tempi non sospetti e aggiunge: rispediamo al mittente quel voto facile che non ci appartiene, è un consenso non della Lega, è un consenso personale di qualcuno che non sarà mai un voto della Lega. Torniamo a parlare alla nostra classe dirigente, questo dobbiamo fare al più presto. L'inchiesta in ogni caso avrà inevitabili conseguenze sugli equilibri interni al partito, ma anche nel governo regionale e nella coalizione. Schifani al momento terrà per sé la delega all'agricoltura e sembra intenzionato a non nominare un nuovo assessore, almeno fino alle elezioni di giugno. Ma sotto pressione, forse la delega di vicepresidente dovrà conferirla e certamente non la darà all'altro assessore leghista, Mimmo Turano, con il quale i rapporti non sono idilliaci. Da parte sua la Lega non indicherà al momento altri nomi. Sul fronte interno poi Sammartino, uomo forte e campione di voti, farà certamente un passo indietro lasciando la scena alle altre correnti. Da una parte c'è Annalisa Tardino, eurodeputato uscente ed ex segretario del partito nell'isola, ma dall'altra c'è il nuovo arrivato Raffaele Stancanelli, approdato al carroccio dopo l'addio a Fratelli d'Italia. Per capire chi assumerà la guida probabilmente bisognerà attendere anche in questo caso le elezioni. Sembra tramontato sul nascere poi l'accordo con la DC di Cuffaro ed anche esponenti leghisti sul fronte palermitano potrebbero adesso lasciare. Una situazione in totale divenire che potrebbe avere conseguenze anche sul gruppo all'Ars. Con un deputato sospeso e uno in procinto di salutare, il gruppo rischia di ridursi a 4, se non oltre. I rilievi del Ministero dell'Ambiente non mettono in discussione il progetto, lo ha detto Salvini per rispondere alle polemiche e la D di Webuild conferma si può partire entro l'estate. Approfondimenti vengono chiesti dal sindaco di Villa San Giovanni. Sentiamo Francesco Triolo. I rilievi del Ministero dell'Ambiente sul progetto del ponte sullo Stretto tengono banco. Nel dibattito sull'opera non rappresentano una bocciatura. La bontà del progetto non viene messa in discussione, ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini al question time al Senato. Il ponte non lo farà la politica, il ponte lo faranno i migliori tecnici italiani, giapponesi, danesi, spagnoli e americani. Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza di via, avanzando giustamente richieste di integrazioni documentali e istruttorie in linea con le procedure per opere assimilabili. La società Stretto di Messina ha comunicato che le integrazioni richieste saranno fornite entro i termini previsti, ovvero sia 30 giorni. Il ponte sullo Stretto sarà un'opera utile, sicura, sostenibile, non al ministro Salvini che oggi c'è e domani chissà, ma a milioni di siciliani, calabresi, italiani che aspettano quest'opera da quasi 50 anni. I tempi della posa della prima pietra dipendono però dalla politica, ha voluto precisare l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini. Noi siamo pronti, ha detto ai giornalisti a Napoli, e se i chiarimenti chiesti dal Ministero dell'Ambiente possono allungare i tempi, ha risposto di no.
È chiaro che ci siano delle domande, ha detto, noi diamo le risposte. Per Salini la cosa preoccupante nel dibattito sull'utilità e sulla tenuta delle infrastrutture non è che ci siano opinioni diverse, ma che la politica si mette a fare i conti dei ponti. Se il ponte sta in piedi, lo dice un ingegnere, ha concluso, se si deve fare o no. Lo dice la politica. Per Salini non fare il ponte sarebbe una follia e ha confermato che è possibile far partire i cantieri entro l'estate. Giornata di grande lavoro per la Giunta regionale di governo che ha varato diversi disegni di legge stanziando fondi, correggendo norme e intervenendo sia contro la crisi idrica che per il salvataggio dell'ARS, oltre a stabilire il periodo per le elezioni di secondo livello nelle ex province regionali siciliane. Manlio Viola. Contrasto alla crisi idrica, salvataggio e rilancio dell'AST, l'azienda trasporti siciliani, elezioni nelle ex province a ottobre, riscrittura delle norme per premi di produzione ai medici e aumenti ai dipendenti regionali, superando le impugnative del Consiglio dei Ministri. Con due diversi disegni di legge approvati oggi pomeriggio, la Giunta Schifani stanzia fondi e sana problemi interpretativi con Roma. 16 milioni serviranno per contrastare la crisi idrica, di questi 9 andranno a un fondo a disposizione della Protezione Civile per gli interventi urgenti. In aggiunta, quasi 7 milioni serviranno per aiutare gli agricoltori per l'acquisto di foraggio e l'approvvigionamento idrico per gli allevamenti di bestiame, per gli esoneri dai pagamenti dei diritti di pascolo nel demanio forestale e altri interventi. 6 milioni e mezzo serviranno invece a coprire le perdite dell'AST e la ricapitalizzazione dell'azienda sarà fatta sempre con questi soldi per il salvataggio e la trasformazione in società in house. Con un altro disegno di legge si modificano le norme a rischio impugnativa da parte di Roma dopo l'invio di contestazioni e si ripropongono soldi per i medici, fondi per gli aumenti ai dipendenti regionali e per le strutture sanitarie. Si recupera anche la norma sulle assunzioni dirette delle vittime di femminicidio, trasformata però in riserva del 50% nei concorsi. Infine si stabilisce il voto a ottobre per le elezioni di secondo livello nelle ex province e si modifica la legge introducendo norme transitorie in attesa della riforma complessiva del settore. A Palermo, nel carcere Luciardone, è scoppiata una rissa tra detenuti. Alcuni erano ubriachi e hanno anche aggredito degli agenti. Marco Gullà. Totalmente ubriachi hanno aggredito altri detenuti e personale della polizia penitenziaria. È quanto è successo nel carcere Luciardone a Palermo, secondo la denuncia del segretario regionale del Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, Maurizio Mezzatesta. Ci sono stati in questi ultimi giorni detenuti trovati ubriachi che, oltre ad aggredire altri carcerati, si sono avventati contro il personale di polizia di servizio intervenuto nel ristabilire l'ordine e la sicurezza. Risse con calci e pugni, detenuti in preda all'alcol andati in escandescenza. Due detenuti, evidentemente in stato di ebbrezza per futili richieste, si sono scagliati contro il personale colpendoli con pugni e schiaffi. Nell'occasione un agente ha riportato delle contusioni guaribili in 3 giorni. Sono ben 4 gli agenti contusi in pochi giorni in 2 eventi distinti che sono stati costretti a ricorrere alle cure in ospedale. La prognosi per i feriti varia dai 3 ai 15 giorni. Il sindacato ha chiesto alla direzione dell'istituto il divieto di acquisto da parte dei detenuti di bevande alcoliche. E adesso vi mostriamo le immagini di un rocambolesco tentativo di un agente di polizia non in servizio di bloccare a Catania l'auto di un rapinatore che aveva appena cercato di portare via della merce da un supermercato a Nesima. Nel tentativo di fuggire l'uomo si era disfatto della refurtiva, ma l'agente si è gettato sul cofano dell'auto in corsa. Caduto, ha avuto la prontezza di fotografare la targa del mezzo. Il fuggitivo poi è stato bloccato a bordo dell'auto dove viaggiava con 2 coltelli ed è stato anche arrestato. E parliamo di sicurezza stradale, di controlli serrati e la polizia per chi circola senza casco e con revisioni, assicurazioni o patenti scadute. Numerosi verbali effettuati a Catania. Tonino De Mana. Più controlli stradali e più sicurezza. Giro di vite della polizia di Catania per contrastare la criminalità organizzata e prevenire ogni forma di illegalità. Una di queste è la cattiva abitudine di viaggiare senza casco. Posti di blocco in centro, in questo caso nei pressi della stazione ferroviaria, per stanare i furbetti e anche per la mancanza di RC auto o per i mezzi con revisione e assicurazione non in regola. E sono stati tanti catanesi trovati con la patente scaduta e addirittura sorpresi senza documenti. Varie disparate e
e a volte grottesche le giustificazioni che poi alla fine non hanno evitato verbali contestazioni o fermi amministrativi. Tolleranza zero e controlli mirati sui mezzi a due ruote, ovviamente quelli più a rischio in caso di incidenti. L'attività di verifica è inserita in un più ampio contesto di controlli che la polizia sta intensificando sul rispetto del codice della strada. Il bilancio del primo trimestre del 2024 parla di quasi 200 sanzioni elevate per il mancato utilizzo del casco protettivo e 290 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Nonostante l'azione repressiva, sono in tanti però ad aggirarsi ancora senza casco, dove in alcune zone della città, tipo via Plebiscito, il rispetto delle regole è ancora un optional. A Catania si va verso la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia, restano però ancora molti nodi da sciogliere. Residenti e commercianti sollecitano un incontro al comune e l'ultimo step divide un po' tutti. Tonino De Mano. È uno degli step più difficili e forse richiede un maggiore confronto tra gli attori protagonisti, residenti, esercenti e comune di Catania. La pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia divide un po' tutti e lascia perplessi i commercianti e chi nella zona possiede determinate attività come carrozzieri ed elettrauti, auto che per arrivare nel perimetro interno dovrebbero violare la ZTL, incappando quindi in sanzioni. Lei cosa fa? Io il carrozziere, a 65 anni sono a Castellussino. A sacrificio ho comprato questo locale anni fa, ma ora è chiuso, lo ho beccato. Per molti esercenti la pedonalizzazione può andare bene a patto che vengano presi determinati accorgimenti. La nostra preoccupazione da cittadino e commerciante è che la città al momento non sia preparata. Servono parcheggi, servizi che mettano nelle condizioni non solo i turisti ma anche i cittadini di poter vivere il centro come è stato da sempre. Speriamo che oltre a questo progetto di pedonalizzazione ci sia anche un progetto valido di servizi e di parcheggi soprattutto. E sono divisi anche questi coniugi di Brescia. E sarei favorevole alla... Quindi pedonalizzazione sì? Secondo me sì, per me sì. Potrei essere favorevole, ma bisogna dare incentivi ai commercianti. Il dibattito entra anche in consiglio comunale, poi nuovo confronto tra residenti, esercenti ed amministrazione Trantino. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Alimentato dal forte vento, un incendio si è sviluppato a Ragusa nell'area demaniale di Contrada Randello. Ha preso vigore nonostante le operazioni di vigili del fuoco, personale, azienda demaniale e protezione civile è stato necessario l'intervento dei Canadair. L'incendio oltre all'area demaniale si è propagato anche in quelle adibite ad insediamenti agricoli. E adesso parliamo di scuola. Il disegno di legge Valditara passa in Senato ed approda alla Camera. Nuove regole per gli studenti, tra cui bocciatura con 5 in condotta e maxi multa per i violenti. Per i presidi è importante capire la causa dell'aggressività. Per i ragazzi invece le misure sono giuste. Francesco Aloi. Uno dei ruoli che dovrebbe ricoprire la scuola è quello di educare piuttosto oltre a informare. Il comportamento in classe potrebbe avere un peso maggiore. Lo prevede il DDL Valditara approvato dal Senato in arrivo alla Camera. Con 5 in condotta scatta la bocciatura. Con 6 si dovrà sostenere un esamino di riparazione. Potrebbe essere una motivazione aggiuntiva dando un peso effettivo al voto in condotta che spesso viene ignorato. Secondo me è una giusta scelta perché comunque ogni ragazzo si deve impegnare. Sono pienamente d'accordo con queste restrittive all'interno dell'ambiente scolastico perché sono secondo me la cosa base per una funzionalità maggiore all'interno della scuola. Per gli studenti violenti, in caso di condanna penale, potrebbe scattare una maxi multa che va da 500 a 10.000 euro. Chi sarà sospeso fino a 2 giorni dovrà riflettere sul proprio comportamento per poi produrre un elaborato. Chi invece avrà una sospensione più lunga dovrà partecipare ad attività di cittadinanza solidale. Noi dobbiamo anche capire la causa che genera questo tipo di reazioni da parte degli alunni. Alle medie tornerà il voto in condotta espresso in decimi, alle elementari il giudizio sintetico, una piccola grande riforma della scuola che, come dice il ministro Valditara, serve per garantire trasparenza e promuovere il rispetto delle regole.
Adesso una breve pausa e poi il calcio con le ultime novità sul fronte del Palermo, ma è anche la prossima sfida del Catania. A tra poco. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera affronterà la capolista Parma. Mignani oggi in conferenza si aspetta una grande prestazione e la prima vittoria della sua gestione. Marco Gulla. Migliorare il piazzamento playoff. Il Palermo, sesto in classifica, si prepara al big match di domani sera al Barbera contro la capolista Parma. Nelle ultime 8 partite i rosaneri hanno vinto una sola volta, una media da retrocessione. Il neoallenatore Mignani in 2 settimane ha provato a lavorare su ogni aspetto, soprattutto psicologico. Domani occorrerà una prestazione perfetta per provare a invertire il trend e cercare di scalare qualche posizione nella griglia playoff. Domani incontriamo la prima in classifica, la squadra che fino ad oggi ha dimostrato di essere più forte di tutti, quindi domani sarà sicuramente un test impegnativo e veritiero per noi e per quello che poi è il lavoro che io ho proposto in questi 10 giorni circa. Quindi da una parte sono curioso, da una parte non vedo l'ora di arrivare a domani sera per vedere, per capire, ma credo che anche la squadra abbia lavorato bene per arrivarci bene a questa partita. Il modulo non cambia, 3-5-2 in avanti conferma per Brunori e Mancuso. Sulla linea dei centrocampisti torna Di Mariano, così come Lucioni in difesa. Al Barbera, con fischio d'inizio alle 20:30, il Parma proverà invece a chiudere definitivamente il capitolo promozione. Per quanto riguarda il Catania, mentre la squadra prepara la delicata trasferta di Potenza contro il Sorrento, in città si discute dell'audio del tecnico Zeoli diffuso sui social. Lo stesso allenatore nel pomeriggio ha voluto rilasciare una nota al sito ufficiale. Francesco Triolo. Ultimi 180 minuti prima della coda, che tutti si augurano ovviamente sia rappresentata dai play-off. Per arrivarci saranno determinanti le ultime 2 partite, ma anche i risultati delle altre, mentre in città non si discute d'altro che di un audio confidenziale di Zeoli, diffuso illegittimamente sui social, in cui l'allenatore, partendo da un fatto noto, cioè il contrasto tra lui e Chiricò dopo una sostituzione a Torre del Greco, parla della gestione nel club e nello spogliatoio di questo caso spinoso. Su questo l'allenatore del Catania, con una nota sul sito ufficiale, si è scusato pubblicamente con il club e con la squadra per il contenuto. Il tecnico ha scritto che ha già chiarito tutti gli aspetti della situazione con i dirigenti e con i calciatori, assumendosi la responsabilità del caso, ed ha chiesto che si riporti l'attenzione sulla partita cruciale in programma domenica a Potenza contro il Sorrento, squadra strana che sa esaltarsi con le grandi e va in difficoltà con le piccole. L'approccio sarà decisivo, così come lo è stato nel derby. Di certo Zeoli deve fare i conti con le assenze e la mediana soprattutto a soffrire. Peraltro ha accusato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro e, come abbiamo detto, mancherà fino alla fine del campionato. Zammarini lavora per essere pronto con il Benevento, Sturaro e Teio sono fuori da tempo. Va da sé che il reparto ha gli uomini contati e ci potrebbe essere spazio fin dall'inizio per Ndoi, con Welbeck e Quaini. Monaco sarà in campo dall'inizio ed, a proposito dei difensori, confermata la retroguardia a 3, mentre sull'esterno a destra ci dovrebbe essere Rapisarda, a sinistra pronto Cicerelli, in attacco probabile ancora la coppia di Carmine e Cianci. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.